Manca poco alla solennità di San Calogero, eppure c'è chi già da diversi giorni ha anticipato la festa del Santo Nero, tanto amato dagli agrigentini. Si tratta dei bambini della zona di via San Girolamo, i quali ogni giorno si radunano sui gradoni della chiesa per fare le prove musicali, armati di tamburo e friscaletto, per poi iniziare con la processione per il quartiere della statua in miniatura, dotata di vara e castagnoli, costruiti da genitori e zii che un tempo giocavano proprio in questo modo ed hanno tramandato questa tradizione ai loro piccoli. Eravamo per strada, una volta mio papà ha preso questo San Calogero, mio zio ha costruito la vara e abbiamo uscito San Calogero. Ma forse anche loro facevano questo gioco quando erano piccoli? Sì, sì. Sì, quando erano piccoli facevano sempre manicomio con quei tamburi. Vi dicono i turisti quando vi vedono? Allora, ci chiedono chi è questo santo, ci fanno le fotografie e ci fanno tante domande. Ci diamo appuntamento la mattina e poi quando siamo liberi lo portiamo per le strade. Ma siete tutti bambini della stessa zona oppure vengono altri bambini? Siamo tutti bambini della stessa zona e a volte e raramente vengono bambini di altre zone. Chi vi ha insegnato a suonare questi strumenti? A me, mio fratello. A me l'abbiamo di Sandonella. Una vera gioia per gli abitanti del quartiere continuare a vedere le proprie strade vivacizzarsi con gli allegri schiamazzi dei bambini, ma al tempo stesso una grande curiosità per i turisti colpiti nel vedere queste scene difficilmente trovabili altrove.